Buonasera e bentrovati a questa puntata di Screenshot. Parliamo di ambiente questa sera, insomma è un tema che sta a cuore a molti anche per quello che sta succedendo, sappiamo i cambiamenti climatici, la deforestazione, lo facciamo con delle persone che di alberi si occupano tutti i giorni, lo fanno per lavoro e per passione. Allora vi presento subito gli ospiti di questa sera, a partire da Andrea Maroè della Giant Trees Foundation, è agronomo e anche direttore di un festival che è andato in scena proprio nel fine settimana tra il 24 e il 25 settembre, Non siamo Atlantide, tasselli di sostenibilità ad Aquileia. Buonasera Maroè. Buonasera. E assieme a noi c'è anche Tatiana Espinosa, che è direttrice della ONG Arbio in Perù, ambientalista, vincitrice anche di alcuni importanti premi in campo ambientale e che proprio in Perù insieme a Maroè ha vissuto una spedizione piuttosto importante. Buonasera Espinosa. Buonasera. Allora grazie, partiamo Maroè dal festival, insomma, che è andato in scena appunto, lo dicevo, nell'ultimo fine settimana di settembre ad Aquileia. Insomma, intanto avete raccontato questa esperienza di questa missione, se vogliamo così dire, in Perù, in Sud America, che avete svolto insomma, la scorsa primavera. Insomma, che missione è stata, come è nata e che cosa ci raccontano gli alberi del Perù? Beh, la missione è nata in seguito ad altre spedizioni che abbiamo fatto in Sud America e ogni volta abbiamo aggiunto un pezzetto in più e questa volta appunto siamo andati anche in Perù e in Brasile oltre che in Ecuador e appunto con Tatiana siamo entrati poi nella foresta di Madre de Dios alla ricerca degli alberi più grandi, dei cosiddetti Chihuahuaco, di cui credo ci racconterà poi Tatiana, che sono degli alberi fenomenali, incredibili, hanno età tra i 1000 e i 1200 anni, sono tra gli alberi più grandi della foresta e ne abbiamo misurati alcuni e in questo momento abbiamo anche misurato quello che è il più grande, attualmente misurato in maniera scientifica, della foresta amazzonica peruviana. Che dimensioni ha? Abbiamo 54 metri, che sembra non altissimo, sembra in bibliografia ce ne sono alcuni di più alti, ma è possibile, e questo stiamo cercando di verificarlo, che proprio grazie o a causa del disboscamento queste altezze non siano più raggiunte dagli alberi perché sono stati tutti abbattuti quelli grandi. Non ne abbiamo ancora la certezza, ma stiamo appunto studiando anche questo fenomeno. Alla base misura oltre 14 metri di circonferenza e ha un volume di 60 metri cubi come pianta. Sono misure insomma, importanti, ecco, noi ce li possiamo immaginare, ma poi credo che vedersi di fronte a questi giganti sia sempre, anche per lei che insomma è abituato a confrontarsi con questi alberi giganteschi, sembra un'emozione particolare. Ecco. Sì, anche perché ricordiamolo che li studiamo non solo per quanto grandi sono, ma perché rappresentano appunto i padri della foresta, ma anche all'interno della loro chioma mantengono una biodiversità assolutamente incredibile. Sopra c'era il nido dell'aquila, c'erano i pappagalli giganti, c'erano tantissimi altri animali, felci, epifite, c'era veramente un mondo straordinario. Ma purtroppo appunto questi alberi, poi credo che Tatiana affronterà il problema, sono diciamo vicini all'estinzione perché vengono assolutamente tagliati per poi fare semplicemente dei parquet di lusso per il mercato cinese, europeo e statunitense. Allora, prima di affrontare questo argomento con Tatiana, insomma, le chiedo come è nato anche questo legame tra il Perù e il Friuli attraverso insomma, Andrea Maroè e le sue missioni insomma, in questi alberi. Ho conosciuto il lavoro di Giant Trees Foundation poi lui è arrivato a Perù, molto contenta di ricevuto di lui insieme scaliamo questo grande albero. Io sono molto felice di questo lavoro, no? Principalmente della ricerca in grandi alberi perché tutto l'equilibrio di tutto l'ecosistema dipendono di questi grandi alberi. Anche la sopravvivenza di alberi giovani dipendono di questi grandi alberi che ha detto è padre della foresta, però è nonno, penso, perché sono molto molto antiche. E è molto importante questo lavoro perché
perché questi alberi sono molto demandati per l'industria, no? Per l'industria del piso di parquet. In Madre de Dios, noi lavoriamo in Madre de Dios, che è foresta amazzonica peruviana, gestiamo 1000 ettari di foresta. È un lavoro bello, però è molto difficile, precisamente per quello, no? Per il disboscamento e tutto. Come si possono salvare questi giganti di fronte a quella che magari è un'industria, quindi insomma ci sono degli interessi economici importanti dietro? Che armi avete voi per riuscire a contrastare questa deforestazione? Noi hemos creado, come si dice, una piattaforma di conservazione. Noi pensiamo che questa è una responsabilità non solo da noi, sino di tutto il mondo, perché noi dipendiamo della nostra salute, della salute dell'ecosistema amazzonico e della salute di tutte le antiche foreste. No? Con questa piattaforma ogni persona in ogni parte, qualsiasi parte del mondo, può adottare e difendere uno di questi grandi alberi. Di questa forma noi possiamo dargli lavoro alle persone locali, alla comunità, perché invece abbattere questi alberi difendono gli alberi e diventa guardabosco, no? Guardabosco. Noi immaginiamo sempre che l'Amazzonia sia enorme, che insomma gli alberi, però anche lì c'è una fine, cioè a che livello di deforestazione siamo arrivati oggi? A Perù c'è il record di deforestazione nel 2020, più da 200.000 ettari, per comparare è il 60% di tutta la regione da Liguria, per esempio, in solo un anno, dal Perù. Brasile e Bolivia è peggio, no? Stiamo perdendo bosco amazzonico a una molto velocemente. Sì, anche questo Maroè ci fa capire insomma, i cambiamenti climatici che sono in corso, c'è sempre a cuore la terra, adesso stiamo riscoprendo questi valori, eppure ci troviamo di fronte a, se pensiamo anche allo scioglimento dei ghiacci, insomma quello che è il bene della nostra terra, alla velocità con la quale lo stiamo distruggendo. Ecco, bisogna fare una precisazione, soprattutto in Perù gli abbattimenti sono dovuti non alle grandi industrie del legno, ma sono abbattimenti puntiforme di grandi alberi. Poi per togliere quelli si distrugge comunque relativamente anche il resto della foresta, però questi abbattimenti puntiformi a macchia di leopardo in realtà causano uno stress enorme alla foresta che non trova più appunto i suoi riferimenti. Al contrario in Brasile vengono deforestate intere regioni, grandi quanto la Sicilia, e quindi abbiamo una tipologia di abbattimento, diciamo, di incidenza sulla foresta completamente diversa, però altrettanto dannosa. Entrambi questi due fenomeni causano quello che adesso stiamo valutando, che è proprio questo stress eccessivo della foresta amazzonica che rischia anche un crollo in pochissimo tempo, quindi rischia di degradarsi e di collassare diventando poi una savana che quindi non ha assolutamente i benefici ecosistemici di cui attualmente prendiamo tutti i benefici. Diciamo che il polmone verde, che insomma è il polmone del mondo, e, insomma, come dicevo prima, sembra che sia sterminato, immenso, invece il fatto che si riduca a questi ritmi ci deve far preoccupare. Ritorniamo velocemente al discorso, anzi affrontiamo il discorso del festival. Ecco, questo è stato un po' un modo anche di raccontare la vostra missione, però in questo festival avete fatto molto altro, coinvolgendo soprattutto anche i giovani. Sì. Io ho voluto proprio che vedessero in persona Tatiana, perché raccontare le storie, va bene, io ci sono stato, ma raccontare le storie, non solo le storie, ma la vita che uno affronta ogni giorno, i pericoli, ricordiamo che appunto è anche minacciata dagli abbattitori di legno illegali, per cui non è facile convivere all'interno di questa realtà e difendere la foresta amazzonica. Quindi abbiamo portato ai giovani le testimonianze di Tatiana, ma di molti altri esploratori o comunque studiosi, anche e soprattutto sul discorso climatico, che purtroppo si fa veramente stringente e impellente. E su questo i giovani effettivamente danno la risposta. C'erano molti giovani, abbiamo evidenziato che comunque questa
questo cambiamento climatico, ma sarebbe più corretto dire questo aumento della temperatura, perché in realtà questo è sicuro, il cambiamento climatico non è sicuro. Il fatto che la temperatura si stia innalzando negli ultimi 100 anni, questo è assolutamente certo. Il cambiamento climatico non sappiamo se può essere positivo o negativo, invece l'accezione che la temperatura si sta innalzando è assolutamente negativa. Sì, anche lì sembra sempre poco 1 grado, ma invece in realtà è veramente tanto per la Terra, insomma sarà... E ricordiamoci che il Friuli è uno degli hotspot che si sta scaldando di più, ad esempio in Italia, no? Perché abbiamo il Mediterraneo, abbiamo le Alpi e quindi siamo particolarmente interessati da questo cambiamento normalmente peggiorativo, abbiamo visto quest'estate, quindi la siccità, gli incendi, quindi mentre di là ero sotto la pioggia, qui comunque continuava la siccità. Purtroppo l'abbiamo toccato con mano assolutamente. Tatiana, che giovani ha trovato a questo festival? Giovani attivista, tutti molto contenti, attivi per fare questo. È buono dare questo esempio dalla realtà da noi, no? Dalla realtà che noi enfrentiamo nell'Amazzonia. Si parla molto dell'Amazzonia, il polmone del mondo, tutto questo, il carbonio, però una cosa molto importante da questa foresta è l'acqua, no? L'acqua e anche tutto questo che ogni arbore grande assorbe troppo acqua, 1000 litri per giorno. Sì. Fa fiumi volanti. E questo è molto importante, non solo per Sud America, sino per tutto il mondo, perché funziona come un aire condizionato di tutta l'atmosfera. Conservare e proteggere l'Amazzonia è responsabilità di tutto il mondo. Sì. Proprio vero, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti dei grandi alberi, non solo, a tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Andrea Maroè e Tatiana Espinosa. Ci hanno raccontato insomma nella prima parte della trasmissione la loro avventura in Perù, insomma a caccia di questi grandi alberi giganti della foresta amazzonica che devono essere preservati e che sono minacciati, come abbiamo sentito, insomma da chi insomma, vuole abbatterli per motivi economici. Maroè, prima insomma, ne avevamo toccato l'argomento anche con Tatiana, com'è possibile riuscire a invertire questo trend, cioè far capire anche alle popolazioni che è più importante preservare la foresta amazzonica che non distruggerla, anche se magari nell'immediato possono avere un ritorno, mentre invece insomma, nel lungo periodo questo preserverebbe non solo loro ma tutta la terra. Ecco, purtroppo le popolazioni locali fino a 200 anni fa erano quelle che difendevano la foresta, erano quelle che ritenevano che i grandi alberi fossero sacri e noi gli abbiamo insegnato che invece sono economicamente denaro, possono portare del benessere, per cui gli abbiamo insegnato noi a tagliare gli alberi e ora dovremmo quasi obbligarli a mantenerli. Per cui è secondo me molto interessante l'approccio di Tatiana, cioè di dire ok, dobbiamo riportare quelli che attualmente sono i tagliaboschi illegali alla legalità, dandogli una dignità anche lavorativa, quindi dobbiamo recuperare dei soldi per farli diventare non più taglialegna illegali, ma ranger, conservatori del bosco, guardiaparche, e che è quello che lei nel suo piccolo sta facendo e questo può essere effettivamente un esempio che ampliandolo da livello locale a livello un po' più grande permetterebbe effettivamente di togliere queste persone dall'abbattimento, da questo lavoro che continuano a fare anche appunto soprattutto in maniera illegale. Pensiamo che attualmente il mercato del legno illegale a livello mondiale economicamente è più grande del mercato della droga, per cui addirittura anche ai narcos fa più gola andare a tagliare alberi perché è più facile che non coltivare droga. E quindi bisogna riuscire a ricoinvolgere, a rigenerare nelle popolazioni locali questo desiderio di salvare gli alberi. E lo possiamo fare solo aiutandoli, facendogli conoscere l'importanza degli alberi e riportandoli nell'altra posizione. Per fare questo occorre pagarli perché diventino
come si faceva una volta, i ladri diventavano i migliori poliziotti. Ecco, dobbiamo farli tornare nella legalità e tornare a farli diventare i guardiani del loro bosco, che quindi è anche del nostro bosco. Del nostro, esatto. Tatiana Espinosa, lo ricordiamo, è la direttrice della ONG Arbio in Perù. Le chiedo qual è il rapporto anche con le istituzioni, penso al governo, le istituzioni insomma peruviane, come vedono e come si inseriscono in questa contesa? È troppo difficile perché adesso legalmente si tagliano questi alberi, no? C'è molta pressione dall'industria perché si esportano soprattutto a Cina, dopo alla Comunità Europea, anche Stati Uniti, Messico. C'è domanda, si cortano legalmente e anche illegalmente perché a Perù più di 60% di tutto il legname che si esportano è di origine illegale. E lì è perché magari qualcuno, insomma, diceva Maroè prima, il mercato della droga vale anche per questo, insomma, qualcuno chiude gli occhi, quindi lo lascia insomma, fare purtroppo. È molto facile legalizzare il legno. Sì, diciamo trasformare un legno tagliato illegalmente in legno tagliato in maniera legale è molto più semplice che esportare la droga. No? La conoscenza dei legnami, il fatto di portare del legno fuori è molto più facile convertirlo. Diciamo. Oggi ci siamo accorti di quanto queste materie prime siano importanti per quello che è successo, per la guerra, per i costi che hanno raggiunto, per il fatto che la tutela dell'ambiente sia diventata irrinunciabile a questo punto. Ecco, su questo anche, insomma, sono battaglie che voi fate da tanti anni, forse adesso c'è un po' di più consapevolezza, non fosse altro perché ci rendiamo conto che pagando le bollette tutti i mesi le cose sono cambiate. Sì. Altra cosa importantissima è che appunto diciamo che metà del legname che viene tagliato in realtà rimane in sito perché non riescono a portarlo fuori dalla foresta, quindi gran parte dell'apparato radicale, e quando parlo di apparato radicale non parlo di quello sottoterra, ricordiamoci che l'Amazzonia ha un suolo molto, molto basso, ci sono 10-20 centimetri di terra utile e quindi gli apparati radicali sono molto superficiali e anche fuori dalla superficie, quindi diciamo i bastioni radicali possono raggiungere facilmente i 5-6 metri. Ecco, questa parte qui viene tutta scartata, come viene scartata la parte della chioma, quindi portano fuori solo il tronco e per portare fuori il tronco comunque ne portano fuori la metà perché lo segano, lo tagliano in sito e quindi già lì si perde metà della capacità produttiva anche di un albero e questi scarti poi vengono utilizzati per produrre, quando va bene, per produrre carbone vegetale che viene usato appunto negli alberghi, nelle pizzerie, nei ristoranti del Perù, ma anche in tutto il mondo, perché comunque... E quindi si brucia, no? Si creano questi spiazzi dove il sole stesso brucia la fertilità del suolo, oppure si inserisce bestiame o coltivazioni monoculture agricole che nell'arco di 2 anni rendono sterile il terreno. Non si può pensare che poi questo terreno viene riforestato. Una cosa impressionante che ho capito poi giù in Sud America, anche in Brasile soprattutto, che è impossibile per l'uomo ricostruire una foresta di 1000 anni. Non abbiamo gli strumenti tecnologici e le conoscenze scientifiche per ricostruire tutto quello di cui una foresta è fatta. Non è fatta solo di alberi, non è fatta di alberi piantati, ma è fatta di rapporti, di interrelazioni sotto il suolo, sopra il suolo, con gli animali, tra diverse specie. E questo non siamo assolutamente in grado di ricreare. Non sono alberi millenari o molto alti, ma se pensiamo al Carso e a quello che è successo quest'estate con gli incendi, quella parte lì, in quanto ci vorrà per recuperarla? Pensiamo che quello che per noi adesso era il Carso, diciamo nel periodo della prima e della seconda guerra era stato comunque totalmente distrutto, quindi ci sono piante che al massimo avevano 100 anni, quindi in 100 anni si era raggiunto questa riforestazione del Carso, c'erano voluti 100 anni. Ecco, ce ne vorranno altri 100 per raggiungere questo sistema. Però in Amazzonia quello che è perso, diceva, è andato perso. Sì, perché non si recupera più. Cioè, ci vogliono altri 1000 anni per rifarla. Tatiana, ha avuto modo di vedere qualche albero gigante qui in Friuli, insomma, come ha trovato il nostro territorio? Alberi alti. Però la foresta è molto diversa, no? Certo. È una foresta che c'è 3, 4, 5 specie in totale.
in cambio nell'Amazzonia c'è 200-300 specie di albero in un ettaro. No? Nell'Amazzonia le foreste mega diverse, no? Tutti convolgono, come si dice? Con tutto dipendono da tutti e per quello è molto difficile tu recuperare questa foresta. È irreemplaçabile. Questi alberi, grandi alberi e tutto l'ecosistema è irreemplaçabile, per quello dobbiamo proteggerlo. E l'abbattimento di questi grandi alberi è il primo passo per tutta una catena di deforestazione. Come ha detto Andrea, dopo si torna e diventa monoculture. No? I monoculture 2 anni e dopo non fa niente. No? Perdiamo la foresta, perdiamo il coltivo, perdiamo il suolo, perso tutto. Sì, insomma, non è uno scenario, insomma... Sembra uno scenario apocalittico, che stiamo disegnando uno scenario cerchiamo il lato, insomma, tra virgolette, no. Ecco, la di speranza. Esatto, la speranza è che i giovani, anche quelli che sono venuti appunto al festival, dobbiamo riporre la speranza in loro, ma soprattutto per riporre la speranza dobbiamo dargli la conoscenza. E questo che racconta Tatiana, questo che sta succedendo in Sud America è poco conosciuto, poco raccontato da noi. Sembra che comunque sia una cosa appunto di ambientalisti o di persone che stanno lottando per un loro ideale, ma che alla fin fine non coinvolga tutti. Invece è proprio un problema mondiale, non solo dell'Amazzonia, parliamo anche del Borneo, parliamo anche della Siberia. Però ecco, queste grandi foreste sono assolutamente da tutelare perché sono fondamentali e per tutelarle dobbiamo conoscere e dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi fin dalle scuole, anche fin dalle scuole più piccole, che cosa devono fare, che cosa possono fare per salvaguardare queste foreste. L'altra cosa importante che comunque diceva è che dobbiamo anche lì imparare a utilizzare del legno, perché dobbiamo utilizzare il legno, è una forma di conservazione anche del lavoro che fanno le piante, dobbiamo utilizzare il legno, però dovremmo imparare a utilizzare del legno piantato e allevato apposta per essere utilizzato, mentre dovremmo lasciare le foreste primarie, le foreste antiche, quelle già in equilibrio, dovremmo lasciarle intonse senza depredarle. Ecco, sì, insomma, diceva, il messaggio anche culturale, insomma, durante il festival lo avete fatto con la musica, con gli incontri, con i video, insomma, anche con i linguaggi dei ragazzi. Questa è stata la cosa bella, dove appunto si è intrecciato Doro Ghiat, piuttosto che dei professori universitari, piuttosto che degli astrofisici che parlavano di stelle, ma al contempo parlavano di clima, di come delle varie possibilità che ci sono, per cui la tematica è stata affrontata veramente da tante parti, anche dalla sostenibilità imprenditoriale, no? Che ricordiamoci è importantissima, certo. E ci sono comunque molte ditte anche in Friuli che si stanno impegnando in questo campo, per cui non è tutto male, no? È importante fare anche conoscere quelle che sono queste attività, queste piccole realtà più o meno grandi, e non sono tutte piccole, che però si stanno spendendo per cercare di costruire un mondo migliore o di salvare quello che possiamo salvare di quello che c'è. Tutto, diciamo, fa la differenza, ogni piccolo gesto, lo vediamo insomma anche nelle nostre case, possiamo fare quel poco che ci può dare una mano insomma, a salvare l'ambiente per quello che sia possibile fare. Siamo quasi in chiusura, io farei fare un'ultima battuta a Tatiana, insomma, abbiamo sentito quella che può essere la speranza di Andrea, qual è la sua speranza guardando al suo Perù? Che molte gente sepa queste cose, che tutti possiamo fare qualcosa, tutti abbiamo la responsabilità e anche possiamo fare qualcosa. Con noi o con altre attività, no? In nostra pagina web si può fare, adottare un chihuahuaco, adottare anche un ettaro di foreste per aziende, per imprese. Tutti insieme possiamo fare grandi cose. Grazie allora ad Andrea Maroè, Tatiana Espinosa. Insomma, abbiamo visto l'Amazzonia è lontana ma è veramente molto, molto vicina anche a noi, perché anche noi dipendiamo dall'Amazzonia. Grazie ancora, grazie a voi per averci seguito da casa. Finisce qui questa puntata di Screenshot, buona serata a tutti.